E sì, siamo sempre qui su RTC Targato Napoli, a radio che parla tale e quale a te, ma pure tale e quale a me. Non si riesce più a capire niente, le ragazze che saltano di qua, saltano di là, in delirio qui le ragazze. Ecco che sono arrivati e se sono pronti li faccio subito entrare. Se la regia mi prepara la canzone, già è pronta, la vedo qui su chi sta facendo viento. Buongiorno ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Come alto sto coso? Buongiorno a Napoli. No, perché io devo avere la misura giusta. Ragazzi, io voglio farvi complimenti perché il 26 giugno sono stato al Royal Bingo a vedere il vostro concerto, mi sono divertito tanto. Grande successo per questo concerto, perché oggi come oggi veramente è difficile, perché ci sono tanti artisti che comunque spendono tanti soldini ma non fanno niente. Come ho detto l'altra volta, sono gli unici ragazzi, perché tu sei un grande artista della canzone napoletana che canti da tantissimi anni, però hai suo figlieghi là e non fanno niente, stanno spendendo solo i soldi per questi figli. E parlo anche di grandi artisti della canzone napoletana. Canni sempre snobbata a questi ragazzi, poi mettono figli a cantare e questo non si fa. Loro sono due bravi. È tutto grazie a loro. Bravo. Grazie al nostro sono due pubblico. bravi artisti, perché comunque studiano, perché comunque è importante che si studia anche. Hai visto come si muovono sul palco? Sono due veramente animali da palco. Io mi sono divertito, penso se va a Jack, ma ha giocato Jack che mi sa nulla, ma non è ammazza. Loro abbiamo fatto tardi perché stavano a scuola. Stavano facendo. Che si chiude a fare a scuola, papà? Ho fatto il pianoforte. Stavamo discutendo di alcune cose. Sì, perché io comunque vi seguo su Facebook. Stamattina Lisa ha fatto la foto vicino frigorifero. Perché sta foto vicino frigorifero? Ma hai visto o frigo aperto? E poi la mutandina. No, aspetta. Vabbè, dobbiamo parlare di queste Vai, cose. sì, parliamo. No, niente, in pratica Si parla di tutto. Quella foto è di ieri sera. Ah. E praticamente poi l'ho tolta, l'ho messa, è stato un attimo fuggente. Poi non so Ma se. perché si va così bella, papà? Ma sarebbe- No, Lo sappiamo che sotto il vestito niente, però. No, ma io volevo far vedere che nel frigo comunque, nonostante la crisi, ci sta qualcosa. Perciò ho fatto quella foto. Bravo. Allora, visto che era notte, era sera, o pesce non c'è stava, perché ce l'aveva mangiato mezzo. Vai, per la cosa che mi piace è che caricano sempre la foto della sorella, della mamma, perché tutti gli artisti caricano solo le foto loro, cose, invece loro caricano anche le foto della mamma, della sì, sorella, tutta la mia famiglia, tutta la mia famiglia. in piscina, mattina, io ma sempre in piscina, stai pure la sera che ho giubbino in culo. Mo sono mandata volta stasera. Anche questa sera vado. Ecco che arriva la prima diretta con i desideri e Nico, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, Buongiorno, come ti chiami? sono Iara da Napoli. Napoli, Giara da Napoli, tutto bene? Iara, Non la sento, aspetta, è caduta. Le cuffie, Salvatore, le cuffie. Ci sei? Ah, l'altezza è cava buona, Il tuo nome è? Tutti quanti, vai. Chiara, Chiara, innamorata sei diversa. no, non è Chiara. Ah, non è Chiara. Come? Iara, Iara. Iovara. È un po' la L. No, Iovara. Non è lei. Va bene, da Napoli, qual è la canzone che vuoi ascoltare? potete salutare il gruppo di Antonio Ferrara? Antonio bene. Ferrara, un bacio Antonio! Alla famiglia, la mamma, la Versi zia Italia di Nico Suoi Desideri. Ma perché quel microfono? Questo fischia lì dentro perché Sì, è sì, alto, sì. Forse perché è troppo alta la cuffia e per questo Sì. suona un Sì. pochino. Vogliamo salutare Anna Lucia? Sì, la grande Anna Lucia Buonavolta. Un che applauso tutti insieme, vai per Anna Lucia Buonavolta, Buonavolta Un bacio Music. Anna Lucia sia un gas. Ragazzi, Anche quali per la sono, figlia Rosa. quali sono i lati positivi nell'essere cantante? Allora, i lati positivi, guarda, io non ho peli sulla lingua. Sei chi ne femmina. Voglio vedere. La verità. Voglio vedere la lingua. Ah, diceva. No, veramente. Comunque In qualsiasi posto vai ti conoscono. quasi tutti. A volte è positivo, a volte è negativo. Perché se vuoi Ma fare fanno una pure cosa mattere però, un po' che di vi conoscono. infatti. Vabbè, ci sono anche quelli negativi. Quali sono quelli negativi? I negativi è che qualche volta quando tu sei un po' nervoso, non vuoi vedere nessuno, proprio in quel momento trovi qualcuno che dice ti fai una foto. Bravo. Devi dire per forza sì. Bravo, Facciamola. Ti fa stile e le dici per forza che sì, anche se comunque sei un po' nervoso, cosa, però questo è anche lavoro, fare le foto con i fan. Ma poi però ti dico una cosa. Dimmi, cuore. Anna dice per forza sì, perché una volta che dicette no, mi hanno graffiata la macchina e ci pagato 1800 euro.
Ecco che arriva la prossima diretta. Pronto, buongiorno. Pronto? Voglio ricordare che siamo in diretta anche su Radio Orion. Salutiamo tutto lo staff di Radio Orion. Ciao Bacia Pasquale. forte. Pronto? Abbassa un po' il volume del televisore. Anna porta da Napoli. Qual è la canzone che vuoi ascoltare? Una canzone a piacere, Giuliano, siete bellissimi. Grazie Belli. tesoro. Grazie a papà. Siamo figli del Giusto. pop, contaminati rap, la pelle è sempre scura e ti danno mare. Siamo poveri vivi. Siamo... Nico, scusami per il messaggio. Quale messaggio, amore? Quale dei tanti? Ma come è alta la voce? Abbiamo chiamato prima, siamo. Siamo figli del pop. Oh. Ragazzi, comunque i desideri stanno portando un po' di adrenalina in tutta la campagna. Non so se seguite le Vero, nostre vero, vero, pagine ragazzi. con i concerti. Come dici Giuliano, non è una serata. Sì, non è un concerto, per noi è una discoteca live. Veramente siete dei grandi. Io sono veramente felice che siete qui stamattina nel mio programma, ragazzi. Ma il piacere è Ragazzi. nostro. Siamo stati sabato a via Nuova San Marzano a Scafati, ragazzi. Io a parte mi diverto, ma è troppo bello. Poi cantare Ho con visto i video su Facebook. È bello, è bello. Ma Nico, perché questo nuovo lavoro discografico si intitola Start? Perché Start è un inizio. Un di inizio cosa? di una lunga Start è il nostro inizio. situazione Nico con e i i suoi miei desideri. figli. Allora, Ma non lo so per praticamente- quanto tempo sarà questa cosa, perché loro crescono, io lo faccio Vabbè, che chiarirle. Allora poi prossimamente ci sarà anche solo un loro lavoro discografico o collaborano sempre con Io te? credo, se non nell'anno prossimo, l'altro anno usciranno solo i desideri. Ma singoli o a coppia? No, io faccio sempre a coppia, perché poi quando Ah, fai a i coppia, singoli- sempre Giuliano e i Salvatore. fratelli. Iniziamo nel 2011. Io vedo questa cosa che è bella, quando due fratelli si vogliono bene, si amano, poi si iniziano a scannare tra di loro, si possono pure dividere. Se la regia mi prepara, perché c'è la canzone che ha dedicato Giuliana Salvatore ai suoi 18 anni. Faccio un live? Sì, no, la troviamo. Se vuoi fare il live, fai il live. Facciamo tutte e due le cose. Voglio vedere il video che avete trovato. Vediamo se la regia me lo cerca. È sulla tua bacheca, Giuliano, se non erro. Sì, anche Lei la ha- sua, anche la sua. O Nei Salvatore video. o Giuliana. C'è un video che Giuliana ha dedicato a Sti Salvatore. 18 anni quanto tempo le Guarda come aspettate. succhiato. Pure mi sento emozionata. Pure mamma stasera te non l'ho confusa. Perché tu sei cresciuta giù e me. A 18 anni che sta vita tu è cagnata. Papà si sente realizzato. Perché di aver più cresciuto e si c'erano tutte cose. Rinda sta casa niente c'è mancato. È stato meglio di tutte le parti. E ti va bene proprio come a me. Bravo! Complimenti a Giuliano! grazie. Complimenti a Giuliano! Fratelli, è sfunnato. Io voglio ringraziare tutte le persone che sono qui negli studi perché veramente ne sono tante. E tu hai dedicato qualche canzone a Giuliano o la stai preparando? No, io sto Ma tu hai 18 anni, Giulia, quanti anni hai? 17. Ad agosto 17, 4 agosto voglio gli auguri da tutti, grazie. Ah, hai 16 anni. Mo' devi 16 fare anni. 17. pure il giorno perché vuoi regale, capì? È furbo voglio. Ecco che arriva la prossima diretta. Pronto, buongiorno, benvenuti a Matti Radio con Nico e i suoi desideri. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sei in diretta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto vorrei dare un forte bacio ai desideri. Grazie. Ricambiamo. Un bacione forte. Lei è molto gentile, signora. Allora, innanzitutto sono Lucrezia da Via Foria. Dove è E Via Foria niente, in volevo Napoli. ascoltare la canzone Figli del Pop, se è possibile. Sì, figli del pop. E allora, Via Foria dove sta la chiama Mangi e Coz. La figlia Dove sta la Romaranara. figlia mamma? Romaranara. Ah, da figlia mamma? Perché non si chiama più la figlia Romaranara? No, È ce molto n'è uno più marinato. avanti. Cioè, veramente, scusa, mia cucina e mamma volevo dire. No, Non comunque, so se lo conosci. no, non lo so. Io la conosco Via Foria, che arriva fino a Piazza Caur, si scende. Più avanti la figlia Romaranara. A Rosteva Radio Z, tanti anni fa. La figlia Romaranara, Dove sì. sta il chiosco delle bibite, sai? Sì. Fai via Foria. Vabbè, comunque volevo fare dei complimenti. Vai. Siete davvero bellissimi e bravissimi. Grazie Veramente. mille.
Un abbraccio forte a voi. È diventata Niente, ho famosa chiamato questa per ascoltare la canzone. Ok. Va bene, quale canzone? Fighi del pop, vero? Figli del pop. Ok, se la già me la prepara. Sta bene. Ma Sta io- la signora a parlare. Voglio sapere questa cosa, perché vedo sempre questa piscina. Bravo, ma è casa La vostra? piscina. Come? Sì, sì. E Allora, cosa Io in un parco montagna? con la piscina. La verità ce l'hanno affittata. È un parco con la piscina e casa vostra con la piscina? è nostra. Ah, è vostra. Sì, sì. Perché Siamo vedo figli anche lì del di pop. notte con il giubbotto di Sì, sicuramente sì, sarà sì, la sì. villa di Quando sono di queste libero e Allora- quando siamo liberi andiamo in montagna. Io non ci vado mai. Perché non- mi sono sfastriata proprio. Stiamo sempre noi e Salvatore. Nico, e cosa vuoi Ottimo. consigliare a tutti questi giovani, anche ai tuoi figli? Perché questo comunque è un mondo così incerto, il fatto di essere cantante e di fare il cantante. Che consigli vuoi dare ai giovani? Allora, ma a livello artistico, per i nuovi uscenti. Questi che vogliono diventare cantanti, tu che consigli dai a questi Allora, ragazzi? io in primis si può passare un po' la base nella cuffia? Posso dire una cosa? Ok, sì, Quando iniziamo noi la prima cosa che disse, voglio l'umiltà. Allora, altrimenti per i rimanete miei a figli- casa. È la prima cosa l'umiltà. L'umiltà, poi la devono prendere per gioco perché in primis voglio la scuola. Se uno di loro ma perde un anno, esce fuori, È la fine. abbiamo a fare Nico o desideri, noi desideri. Bravo. Li facciamo con Nico uno. desideri, eliminiamo Abbiamo eliminato uno. No, perché poi man mano, dopo che si sono diplomati, perché poi fanno il liceo musicale che è bellissimo, nel senso si parla di musica, ci stanno dei professori, si parla solamente quando vado là, perché io non ho mai studiato musica. Vega allora, sai, mi rallegro. Ti veramente. diverti, quello che non hai fatto tu. Quello che non hai fatto io volessi fare loro. Per i nuovi giovani che vogliono intraprendere, diciamo, questa carriera artistica, se ci sta, ragazzi, che ben venga per tutti, se no non buttate i soldi, veramente. Quello che Perché dico è che comunque per ci fuoco vogliono i andante soldi. mo ci vanno proprio i soldi. Ragazzi, e se ci stavi, aspettiamo nella terza Italia di Nico e i suoi desideri. La Per il nuovo grande lavoro Subito, discografico. diversità, la subito fuoco pubblicità. commercio, guarda, se È ci sta venite commerciante, registrata a noi, sì. Ragazzi, mi dovete salutare Anna e Carlo, che sono due bambini che vi seguono da San Giovanni. Che Anna hanno chiamato e Carlo. Perché l'altra volta non sono riuscita ad entrare in diretta e mi chiama Anna perché c'è no, io non sono cioè, non ti preoccupare. Un bacio! Ma sono made in Napoli anche loro. Sì, Made in Napoli, che poi ho portato anche il CD, tutto, perché sono Ottimo, due grandi ottimo. fan, Anna e Carlo, mua, un bacio forte forte. Se non ero c'è la diretta, pronto, buongiorno! Poi diciamo qualche appuntamento. Pronto? Buongiorno. Buongiorno piccola. Andiamo a Salvatore. Stai a mare? Senti i scogli? I cavalluno? Sente? Sì? Ok, possiamo salutare Giuliano, Salvatore e Nico? Eccoli. Da dove dove chiami? chiami? Come ti chiami? Cos'è successo? Hai fatto- Terremoto, il No, terremoto. ha fatto la fine di Gianni Ferra, ha fatto rompere o telefonino Gianni Ferra. Jennifer, sei nervoso? Tutto a posto? Si è rotto. Ecco il trio, bambolina, Ma siamo in siamo emozionati, televisione. noi stiamo tornando a parlare. Questa è la Volevamo foto che dirvi abbiamo fatto come l'altra va. volta. La ragazza parla, ottimo. Di dove sei? Foggia? Lucera? Si sente? Lucera. E Ah, Lucera. Ah, che bello. Di bello. Lucera, inferiore e superiore. Lucera Foggia. Comunque, con le vostre canzoni ci rimangono sempre nel cuore, siete grandissimi. Ti ringrazio. Ma è arrivata Made in Napoli a Lucera? Credo proprio di sì. No. E canta un po' Made in Napoli, vai con l'accento tuo, va. Lucerino, lucerese. A Lucese. Ma ridi solo. Amore. È andato. Grazie per la telefonata. Nico, e che fighi sono Salvatore e Giuliano? Come? Che fighi sono? Vai Nico. Che fighi. Sì, come si comportano? Che fighi sono. Sì. Che fighi. No, che fighi sono? Sono bravi. Sono due bravi ragazzi. Solamente che loro dicono che io non sono puntuale. Invece loro il suo lo riversano su di me. L'unica cosa che hanno che non sono puntuali negli appuntamenti. Bugia. E mi fanno fare qualche figurella. Ah, ragazzi, ma va fatto un bel, una cosa in diretta. No, ma la cosa bella è che noi dobbiamo iniziare la trasmissione il martedì e il giovedì alle 9, arriviamo in diretta alle 9:15. No, Non alle per 9 colpa sì. nostra, non si sa chi è che fa sempre tardi, però. Alle 20:50 si Bambolina, inizia. tra Alle i due 20:51 litiganti, stiamo quello che ancora ci a va casa. sotto sono io. Infatti inizio sempre io da solo, poi arriva lui, dopo mezz'ora arriva Nico. Quindi quello là puntuale sono solo io. Non si riesce a capire chi è il puntuale allora. Ragazzi. Chi può essere? Nico. Secondo me L'unico, tu guardici un po' che faccio. Maronna mi guarda. Salvatore.
Hai sbagliato. Ma hai vinto 1 milione di euro. Grazie, dopo li vengo a ritirare. No, l'Iban, i nostri fratelli Marigliano ti faranno il bonifico. Ecco Pronto? che arriva la prossima diretta, ricordiamo che siamo sempre in diretta anche con Radio Orion. Pronto? Enzo, Chi è? sono Carla, mi tecnico desideri. Ciao amore, Eccolo, io Carlo, vorrei dai. qualcuno di Nocera, di Pagani, che è stato sabato al concerto. Pronto? Sono di San Giovanni. San Giovanni, siamo stati venerdì con gli amici di San Giovanni. È un mio nipotino lei, è il figlio di mia E cugina. Un bacio. mi fai cantare me di Napoli. Va benissimo amore. Abbiamo detto tutto su Napoli e Se la l'amore. regia me la mette, grazie. Ci vuole una canzone ancora più fuori dal normale. Fuori tanto male, chi va a sta mia sorellana. Ok, Va vai, bene, vai. un bacio piccola. Salvatore, Ui tesoro, dimmi. Eccola sei su. bellissimo. Ti ringrazio, grazie mille. Enzo, ma io sono così. Frata ma carica. No, nella bombo con televisione che Napoli, ti mamma. cambia, Nico. Un bacio, grazie per la telefonata. Io voglio bene Anne e Carlo per voi, Made in Napoli. Sto incazzata ma faccio non gira Sant'H delle Codi e su state cosa per crescere. Guaggiù, surdata. Ci innamorata, viaggio tra una sera e maggio, Clementine. Il giorno 15 siamo a Pago di Avellino. Giorno 15. Quando nica l'amore amore, la gente va fuori. Giorno 18 lava la frate, Santa Anastasia. Ho detto bene? Che cosa c'è da dire? Guaggiù. Made in Napoli. Il giorno 25 Sì, l'amore Sant'Arpino. l'amore sulla verità. Guaggio. Giorno 28 Polvica di Nola. Abbiamo detto tutto su Napoli. Giorno 26 Matera. Dei diamanti fino a chi d'amore muore. Il 2 agosto Ottaviano. 3 agosto Palermo. 25 Santa Maria Pico agosto. 31 San Valentino Torio. Curro, 5 settembre Borgo di Aversa. 7 Pagani. una canzone e sta a Parigi tropicao, a cacao meravigliao. Sta canzone e con Parigi tropicao, salsa mambo e dico ciao. Basta che fare ma Te con me Guaggio, guaggio, guaggio. Sento, guaggio. Tutto il mondo Ciao a siamo, tutti. perché siamo tutti made in Napoli. Ok. Lady Napoli, Ge- questa grande Ge- Ge- song, Ge- molto cliccata su YouTube. 2.200.000 cliccate in 2 mesi. Allora, ma facciamo questo, è un Ottimo. giochetto. Ho preparato 2 artisti. Prendiamo prima la diretta. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Benvenuti a Matti Radio con Nico e i suoi desideri. Scusate. Allo? Pronto? Pronto. Pronto, Nanni, ma senti? Su Salvatore. T'hai telefonato a Stefano Panziera. Voglio sapere i desideri. E i desideri stanno buoni. Ma stanno tormentando, ma la pensiera. Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sei in diretta, pronto? Lei è pronta, signora? Niente. Allora, se la regia mi prepara, ho fatto questo giochetto, ho messo 2 artisti. Chi preferite maggiormente? Sì. 2 artisti della canzone Artisti napoletana. maschi. No, misti. Ah. No, maschi. Un attimo solo. Se la regia è pronta, un attimo solo. Ricordiamo che siamo sempre qui su RTC Targato Napoli, a Radio che parla tale quale a te con Nico e i suoi desideri. Ricordiamo che siamo anche in diretta su Radio Orion. Un bacio a Pasquale, titolare, con la sua artista Rosy D'Angiò. Un bacio a Rosy, che in tutti i concerti di Nico e i suoi desideri lei fa da spalla, apre i concerti di Nico e i suoi desideri. Nico, siete stati fortunati nella vita? Io non mi lamento, la verità. Qualche sfortuna c'è stata, che a volte Vabbè, succedono. i soldi non contano a niente. Però fortunati nel lavoro, però ce l'ha standata, sudata. Un po' alla volta. Io ho iniziato discograficamente nel 92, con il primo lavoro discografico, non mi ricordo manco chi, Amore, Cocchi e Colo. Poi nel 94 ho iniziato con Una donna e una storia, poi tanti altri, sui Mezzavi, Crescerai, Non cambierò,
e ho fatto Salvami l'anima, Rieccomi, M'annamori di te, Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso, guarda, stupenda. Bella Veramente canzone. una bella canzone con un grande A significato. Palermo dice Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Al rosso. rosso. Ragazzi, e la vostra infanzia com'è stata? Vabbè, siete piccoli, che se non è che siete... Bellissima. Inizio io, dai, che sono il primo. Vai, dammi un po' la Salvatore, vai. precedenza. Però un po' di mancanza del papà Allora- fino a 3-4 anni fa perché non gestiva mai. Si lavorava Allora, la nostra adolescenza è stata fantastica. A parte che papà era un po' assente, non c'era, quindi stavamo sempre con mamma. Sempre per lavoro, però. Sempre per lavoro, non Papà. c'era. Noi andavamo sempre sulle giostrine, io e mio fratello. Poi ci siamo divertiti, siamo andati a scuola, abbiamo una piazzetta vicino a casa nostra, quindi stavamo sempre là. Quando vuoi da fare. Poi la sera quando si ritirava la Mercedes nera, cioè mio padre, ci veniva un po' la paura nello stomaco e correvamo a casa e ci mettevamo nel letto. Veniva un doliette, voglio tutto a posto, a posto. Giuliano, e tu? È uguale, siamo cresciuti insieme. Io ora vorrei ascoltare Passo un dopo po' passo. di questa canzone che poco fa abbiamo citato, Cappuccetto Rosso, Nico Desideri. Bellissima. RTC Targato Napoli, Ariate Cappana dalle 4. Un bacio da Lino Calone. Targato Napoli, a Radica parla sempre e solo tale e quale a me, ma in questo caso pure tale e quale a te. Un bacio da una Lucia Bonavola. Ciao! Ok. Tanti baci ad Lucia Bonavolta. Siamo sempre qui su RTC Targato Napoli. Ogni lunedì dalle 10 alle Anna 14. Lucia, un bacione in forte. Matti Radio. Siamo in diretta anche su Radio Orion. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto, ciao ragazzi, sono Maria della Mestre Gattone. Maria, Buongiorno, come va? Buongiorno. Ciao Giuliano, sei bellissimo. Grazie tesoro mio, tutto a posto? Sì, senti, posso fare dei saluti? Prego, vai. Saluto mia mamma, Sì? i miei fratelli Va bene. e mio padre per la festa libertà. Ci associamo. Ci associamo a questi Quale due canzone saluti. vuoi dedicare? Mai. Va benissimo, mai ti lascerò baciare con un altro mai. Va Grazie. bene, dopo tutto in Ciao. dedica per te, un abbraccio forte, ciao tesoro. Salvatore. Ciao. Ciao. Mi sa che sono arrivati centinaia e centinaia di messaggini. Se la regia me ne manda giusto qualcuno, perché veramente ne sono tanti. Io mi scuso per le persone che hanno inviato i messaggini e non verranno letti in diretta, perché veramente ne sono tanti. Allora, se la regia mi prepara, se Nico c'è, che viene qui in diretta, facciamo questo giochino, chi preferite maggiormente. Sì. Vediamo due artisti, poi mi dite È più bello fare questi giochini, poi leggiamo anche i messaggi. i messaggi. Nico, vieni. Allora ragazzi, chi preferite maggiormente tra, se la regia mi manda la foto, vediamo un pochino. Vedi, conosci questo pezzo? Per Marcella. Grande Nico Desideri! Ottimo! 100 e lode. Allora regia, se siamo pronti, chi preferite maggiormente tra la foto, prego, la prima foto, Cinzia Oscar e Silvia Corato. Ah, io? Noi? Sì, chi preferite ragazzi? Un giochino. Chi preferisci maggiormente tra Cinzia Oscar e Silvia Corato? Che ne sa, ci mangia fa beautiful, non so. Per me Cinzia Oscar. Per me Cinzia Oscar. Per Nico? Cinzia Oscar. Cinzia Oscar. Passiamo alla prossima foto, vediamo i prossimi due artisti. Se la regia è pronta, Tony Colombo e Rosario Miraggio. Chi preferite ragazzi? Guarda, questa è un po' difficile questa domanda perché sono due artisti che a me piacciono tutti e due. Pure a me. Perché secondo me ognuno ha delle caratteristiche, ognuno ha delle qualità musicali. Secondo me tutti e due, perché uno è una cosa e uno un'altra.
Tutte e due anche Si per può me. dire tutte e due? Sì, sono due grandi artisti. Due grandi e va un applauso anche per loro, vai tutti insieme. Un bacio per Tony e per Rosario. Passiamo alla prossima foto, vediamo. Chi preferite maggiormente tra Nando Mariano e Leo Ferrucci? Chi preferite, ragazzi? Per moi, Nando Mariano. A me Leo Ferrucci, perché a me piace molto. A me tutte e due, ma fatte. Cantiamoci su assieme, siamo una famiglia. Quanti anni fa? Sono passati tanti anni. 95, ma sono parecchi anni, sono quasi 20 anni. Mamma mia. Passiamo alla prossima foto, vediamo. Vedi Leo Ferrucci, ho una canzone in mente. Nancy e Emiliana Cantone, chi preferite maggiormente, ragazzi? Ragazzi, Giuliano, tu chi scegli? li scelgo a tutte e due, Anche io, tutte e due. veramente a tutte e due. Allora, Cantone meglio nate sono più belle nate. tutte e due pure io, perché mi piacciono. Secondo Parità me- per Nancy e sia Emiliana Emiliano che Cantone. Nancy. Passiamo alla prossima foto, se ci sono altre foto. Allora, Nello Amato e Calone. Calone. A me Franco ne- Calone. A me nell'amate. Ragazzi, voi chi preferite? Nello Nello. Amato, Franco Calone. Nello Amato. Salvatore? Guarda me. Nello Amato. Calosi, la vita mia. Vediamo se c'è un'altra foto, se non sono finite le foto. Regia? No, c'è un'altra foto. Anthony e Fabrizio Ferri, chi preferite maggiormente, ragazzi? No, guarda, non si può, perché loro amano Anthony. Io sono cresciuto con le canzoni di Anthony e anche di Fabrizio, però dico Anthony. Nessuno mai te può da tutto che... Anthony. Tutte e due. Mo abbiamo parlato di artisti, chi preferite maggiormente? Ma tu con chi vorresti duettare una canzone? Io con Salvatore Desideri, se si può, poi non so. No, con qualche altro artista che ti piace della canzone Pure io volessi napoletana? fare un duetto pure io volessi fare. Con chi, Nico? Con Jennifer Lopez. Ah, prossimamente allora questo duetto Nico e Sì, Jennifer però voglio fare pure un video. A mare tutte e due, sai, in coppa a spiaggia. Bark, Madonna mia. Lei so che si è assicurato qualcosa. Sì, la 2B. TVB. Ricordiamo che siamo sempre in diretta su Radio Orion. Un saluto per tutto lo staff di Radio Ecco Orion che arriva da la parte prossima nostra. diretta. Pronto, buongiorno, benvenuti a Matti Radio con Nico e i suoi Buongiorno, desideri. buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Buongiorno. Sono Michele da Caivano. Caivano. Ieri sera, Siamo stati stanotte siamo stati a Caivano. a Casolla di Caivano. Alessandra Rien. No, era a Villa, Non la seguo. a Casollo comunque. Villa A Ciprea. casa Ciprea, Villa- Ciprea. Villa Ciprea. Sì. È stato un concertone. Beh, bellissima villa. bellissimi. Bella. Grazie. Complimenti per tutta la struttura. Nico, Dimmi. Nico, Ma ti danno fastidio le cuffie? sei bellissimo. Grazie. Anche tu, Giuliano e Salvatore. Hai comprato il nuovo lavoro discografico Start? E il kit? Sì, tutto a posto, tutto a posto. È il kit che contiene la collana. Ricordiamo il kit quanto costa, dove si può acquistare, ragazzi, che Allora, è importante. Lo possono acquistare a Carditello via Eufemia, Santa Eufemia, Lavanderia La Rosa. A Ponticelli via Madonnelle, provinciale Madonnelle, dal centro estetico Sharm el Sheikh, poi a San Giorgio, Guaglio, abbigliamento Bordino, ciao Rosaria, poi a Marcianise nella Via Corridoni. via Corridore nella Terza Italia, e poi cambio moda da Maria via Vecchia San Gennaro a Palma Campania. Quanto costa, Nico, questo kit? 13 euro, Poco, vi consiglio di acquistare. borsetta, perché ricordiamo foulard, che il CD è originale. tutto originale, CD, collana, tutto. Borsa? Ok, grazie per la telefonata. C'è l'ultima foto di chi preferite maggiormente. Carmelo Zappulla e Mauro Nardi, due grandi artisti della canzone napoletana. Nico, chi preferisci? Chiamata Lucia, A me, l'amore mio. io sono stato sempre un amante di Carmelo Zappulla. Grande artista. Grande artista. Salvatore, chi Nulla da preferisci? togliere a Tonino, a Mauro Nardi, perché Tutte e due sono bravi, tutte e due. Complimenti, hanno fatto la sapevo però storia. sto fatto che Raga, le ha non è guardato per fare convinta. due pensi e canzoni, non le guarda. E Perché richiecchio non ho gli bollino. occhiali, non avevo visto bene il personaggio.
Infatti. Allora tutti e due preferite sia Carmelo Zappula che Sì, Mauro sì. Nardi. Un abbraccio forte per loro e tutta la loro Ragazzi, famiglia. il vostro artista preferito napoletano? Il mio artista? Sì, napoletano. Vabbè, a parte mio padre Nico Desideri, a me piace molto Esagerate 50 Gigi euro. Finizio. Grande Gigi Finizio. E per te Giuliano chi ti piace? Tuo artista preferito? Ascoltiamo la stessa musica. Gigi Finizio. Gigi Nico, e per te? Finizio e Nico Io ho Desideri. sempre cantato Finizio. Ah, proprio una famiglia tutti per Finizio. Sono innamorata tra un sorriso e una risata. Grande artista Gigi Finizio. Ciao. Bella. No, non dica so pazzo a chiamarti a quest'ora di notte. Cosa vuoi? Tu mi manchi. Ma dai, finiscila. Non parlare se lui sta dormendo, ma sta a sentire. E sto pensando che mi sono innamorata tra un sorriso e una risata. Facendoci ascoltare. Ragazzi, cosa provate quando cantate? Ragazzi, che emozioni si prova? Io che non canto voglio... Io non la so descrivere. A me, quando piglio il microfono a mano, la gente si crede che io mi drogo, ma io mi drogo con la musica veramente. Infatti, perché ci mi dimentichiamo piace, di tutto il resto. mi piace. A me l'adrenalina. Tutto il Poi resto specialmente niente. con questo nuovo lavoro, voglio, perché vuol dire, frate, ma carica, E per Giuliano e Salvatore cosa provate? È bello l'impatto quando facciamo i concerti, delle persone che urlano, quando vedi ragazze che comunque sono Infatti emozionate, allora automaticamente ci emozioniamo anche Gridano Loro- e piangono per noi. loro quando... noi. Ma sei io fa. Loro sono dei ragazzi, quando stanno con il pubblico, non si contengono. Va a cantare pure un po' a crescere. Sono a fare rindall'occhio e credo, hey, oh, ha, ha, hey. Crescerai, non si fa questo. Però loro sono cantanti, però hanno dei movimenti di bacino. Se la regia mi mette un po' Made in Napoli, non so la canzone che hai ballato lì sul palco che tutto il movimento del bacino, quale canzone era? Non ricordo la canzone. Made in Napoli, tutti quanti, no? Perché noi facciamo Made in Napoli perché voglio vedere il movimento di bacino. Se la regia per piacere mi fa un primo piano e per contatti Nico i suoi desideri, per contatti artistici. Allora, chiamare mio fratello Angelo e Corneliano 338 401 3596. Oppure potete contattare Anna Lucia Bonavolta, la nostra amica. 338 9950688 oppure qui su RTC Targato Napoli. Se non erro, io sto con Anna Lucia. Pronto? Ecco che arriva la prossima Hello? cornetta. Pronto? Alziamo la cornetta. Buon che la appetito a chiamata- tutti, eh. Si aspetta! Pronto, buongiorno. Pronto? E questo è quello che succede qui su RTC. Avete Targato fatto Napoli. bingo con i desideri! Pronto, con chi parliamo? Sono Roberta da Scampia. Roberta, buongiorno. Salvatore, Giuliano e Nico Desideri. E buongiorno. Pronto? Siamo qui, Ciao, bravo, Nico. bravissimo per... Salvatore e Giuliano. Salvatore Ciao, Giuliano. sono Giuliano, ciao, sono Salvatore. Ciao, sono Alfonso. Vi saluto, un grande bacio. Questo dovevi dire. Che possiamo dedicarti? Una canzone, niente. Made in Napoli. L'amore. Figli del popolo. L'amore, L'amore, bene, amore. bene, L'amore bene. È arrivata quasi a 2 milioni di cliccate, quindi minchia, boh. Festa, tutti Grazie insieme per la c'è più telefonata. gusto. Quando piazza sotto insiste, quando pompo sangue ci fa esagerare. Adesso basta, con problemi e facce tristi. Le gira la capa. Eccola! L'amore, Nico e i suoi desideri. L'amore, c'è magna. Sei tu forever. A Napoli e Campania si parla solo di loro. Nico e i suoi desideri. Io non resisto più. Ma carica la bomba per Napoli. La stessa L'amore arriva di tu di te, non si fa sentire, sbatte forte. Grande Nico e i suoi desideri, sono ancora qui negli studi. Che sta succedendo? Amore. L'amore. Il tormentone 2013. Giuliano, Quest'anno salutiamo. Siamo arrivati con Ti
sta seguendo anche una mia amica Cristina Russo. Da Ciao, Volla, Cristina, un bacio forte forte, forte, amica mia, forte. ti voglio bene. Comprate Start, il nuovo lavoro. Facciamo anche i selfie qui in diretta su RTC Targato Napoli. Ricordiamo che siamo anche in diretta su Radio Orion. Le frequenze sono 101.500, 102.150, anche tramite internet al sito www.radioorion.net. Alziamo la cornetta che la chiamata ci aspetta. Pronto, buongiorno. È pronto, buongiorno. Ciao Salvatore! Ciao amore mio! Che succede? Sei troppo, tieni un movimento di bacino esagerato. Vai Salvatore con il movimento. Da Parisi. Ma io non so piccao, ballare, stai- dai. Non gridare che ci Da sto. dove chiami? Da dove chiami? Da Ponticelli. Ah, Ponticelli. Grande Ponticelli, un bacio a tutta Ponticelli, Giuliano. Barra San Giovanni. Giuliano. 30 anni, ma per te diventerai pedofila. 30 anni ma per te diventerei pedofila. No, 20. Ah, 20, vabbè, non sei Vabbè, grande. dai, io ho grande. 18 anni, non 20 è anni. Camo ci formiamo. Giuliano, c'è mia sorella che ti ama. Giuliano, mia sorella che ti ama, perché non ha capito, ha detto Giuliano, mia sorella che ti ama, la ragazza al telefono. Allora siamo Anch'io due l'amo sorelle per tanto, due fratelli, andiamo benissimo. Ottimo, possiamo fare il matrimonio, vai. Che canzone possiamo dedicarti? Allora, Testimone- da il testimone Giuliano è Enzo. Mai e da Salvatore Medi di Napoli col movimento di bacino solo per me. Sì, solo per te, non ti preoccupare, solo per te. Sto trascino sotto Ti la voglio vedere doccia. l'immagine solo Che per mi piace te. sempre più. Caduta. È caduta, ricordiamo che siamo sempre qui in diretta su RTC Targato Napoli. Area che parla tale quale a te, ma pure tale quale a me. Nel programma Mattin. Tutti gli amici di RTC Targato Napoli, la radio che parla e che canta tale quale a te e tale quale a me. Un abbraccio da Ida Rendano, numeri 1. Targato Napoli, a radio che parla tale quale a te. Saluti dalla pizzeria Primavera. Scusateci, ma quando ci sono i desideri non si riesce a capire niente. Voglio salutare tutte le persone che sono intervenute in diretta. Voglio salutare anche Emanuele Gemellini, il mio grande amico dalle Case Nuove. Un bacio forte forte che ci sta abbraccio forte. seguendo. Se viene un attimo Nico, se mi chiamate Nico Desideri. Nico. Allora Nico, l'ultima domanda e poi salutiamo. C'erano le fan dei miei figli, mi chiedevano se potevano venire nella DRC Italia. Ho detto la settimana prossima possono venire perché c'è il fan club all'esterno. Che bella Allora, cosa. sì. Volevo farti l'ultima domanda, poi salutiamo. Spara con una pistola d'acqua su un personaggio napoletano, anche se non vuoi fare il nome. C'è qualche cantante napoletano, dici qualcosa senza fare il nome. L'ha già spara proprio. Proprio qualcuno che l'ha fatto una cattiveria o ti antipatico, senza fare il nome. Vediamo Nico Desideri cosa ha da dire sui cantanti napoletani. Dai, un cantante napoletano. Un non cantante napoletano che... E non ci sta nessuno, però pure per pazziare. Chi è? Anche se non fai il nome, qualcosa che ti è successo, uno che ti ha antipatico. No, già fa pure un nome, se io sparo, sparo. ok, vai, a me queste cose piacciono. C'è sto filo che non si sente. Ah, ecco qua, ecco. Metti un po' dentro. Dentro. Metti dentro, papà. No, non si sente, papà. Ma secondo A me- posto, eccoci qua. a posto. Vai. Allora, ma proprio perché io voglio bene, Franco Calone. Perché? È perché io voglio bene. Ah, volevo bene, spari Sì, con la sì. pistola È pure un manager suo. A Opolite. Ah, Una botta a perone con la pistola d'acqua. Mi facciano piacere, tutte e due. Il rinfresco. ragazzi, è vero, io qua, chi sparate con una pistola d'acqua? Qualcuno che non mi piace, però senza fare il nome. Cioè, a me non mi piace un artista e mi dite qualcosa. Allora, ci sono tanti artisti, secondo me, Tante. che meritano E femmina. una bella pistolata, però non facciamo i nomi. Perché è vero che ci sono troppi cantanti e pochi artisti. Per piacere a tutti i cantanti di eliminarsi nel mondo della canzone napoletana, perché la rovinate. Parlano sempre male della canzone napoletana grazie a voi che cantate e non siete artisti, perché artista si nasce, si devono Guarda, studiare, Nico. Io non mi definisco artista, tantomeno. Io sto praticando una passione, quella di cantare come padre. Fortunatamente ho avuto la possibilità di farmi conoscere. Però a Napoli è stata un po' screditata la canzone non melodica, forse perché molti cantanti che non hanno delle qualità musicali cantano. Ovviamente facendo il disco dalle Bravo, sale escono grande cantanti, Salvatore. poi dal vivo
non sono capaci. I quindi computer fanno i miracoli. Miracoli. Allora ringraziamo artisti Radio non siamo Orion, ringraziamo Radio Orion che siamo collegati tutti i giorni dalle 13 Un alle bacio, 14. ragazzi! Un bacio Un forte. bacione forte. Salutiamo a tutto lo staff di Radio Orion. Ciao. Io ragazzi voglio Posso dire una cosa? ringraziarvi. Per chi Grazie, vuole i grazie, desideri, Nico. anche i sfratti, noi facciamo i giardinaggi, tutto. Chiamate Anna Lucia Buonavolta e veniamo a fare tutto. Ragazzi, grazie mille, vi voglio veramente Grazie a bene, te, vi conosco Enzo. da poco, sono venuto al vostro concerto e siete delle splendide persone. Grazie. Grazie mille, io ringrazio tutti i telespettatori che ogni lunedì ci seguono qui su RTC Targato Napoli. E seguite Dalle RTC, Dalle 10 alle 14 nel mio programma Matti in Radio, perché sono un po' matto e anche un po' gli artisti, anche voi siete un po' matti. Sì. Fate e figli non sappiamo a chi assomiglia, tutti e tre. Ragazzi, grazie e con i vostri saluti a chi volete ringraziare, a chi volete Io salutare. ringrazio tutte le persone che ci seguono sempre. Che ci Un hanno bacio seguito particolare questa a queste mattina. persone che stanno Per in tutte sala, le un applauso, persone vai! che stanno qui negli studi, un abbraccio. Stanno da 2 ore. Ringrazio te Enzo, tutto lo staff di un bacio. RTC Targato Napoli, Fratelli Marigliano, un abbraccio forte. Anna Lucia forte, Buonavolta. vi voglio un mondo di Un bene, bacio. anche Vai per Salvatore Anna con i Lucia. tuoi saluti. Allora, io ringrazio, come già ha detto Giuliano, tutte le persone che ci seguono ovunque. Cioè, non hanno limiti, vengono dappertutto, quindi è un È piacere. un no limits. Ve lo È un meritate, piacere. ve lo meritate. Un bacio a tutti ragazzi e buona Dai, estate. Nico, con i Fate tuoi- l'amore e non la guerra. Con i tuoi saluti, Ciao. Nico. Anche da parte mia, un grazie per tutti i radioascoltatori di questa bellissima emittente RTC Targato Napoli. Grazie a te Enzo, Ai grazie Marigliano, allo ai staff, fratelli Marigliano, alla tutto lo staff. regia. Grazie ai cameraman e queste persone splendide che stanno qui negli studi. Che dirvi ragazzi, buona estate, seguiteci e poi dall'anno prossimo sicuramente faremo qualche trasmissione insieme al nostro amico Enzo Grazie, che bella Bambolini. cosa. Vabbè. Grazie a Nico e ai suoi desideri. Grazie Ciao. ai telespettatori, grazie alle ragazze.